Dunque, oggi parliamo di questo IT Alert. Che succede? Succede che giovedì prossimo, 14 settembre, alle 12 tutti i nostri cellulari suoneranno in contemporanea. Sono molto curiosa di sapere e di capire cosa accadrà qui a Cittadella Radio, dove ci suoneranno tutti i telefoni insieme. Sarà molto divertente, ma come me penso e immagino magari in una platea di studenti cosa possa diventare. Comunque, al di là del simpatico momento, che cosa significa questo IT Alert? Cos'è? È in altri paesi già è attivo? A cosa serve? Insomma, vogliamo capire un po' con te il senso di questa idea, che è legata ovviamente ai cambiamenti climatici e al timore e al rischio di eventi eventualmente che possono causarci dei problemi. Questo servizio è un servizio, come dire, che, come dicevi bene, esiste in altri paesi. Da un punto di vista del rischio è un'azione molto positiva, perché consente di allertare la popolazione, e questo poi il senso del ED Alert. I rischi che sono contemplati nel progetto a cui fai riferimento sono sia rischi naturali, e quindi maremoti, eruzioni vulcaniche, ma anche rischi legati alle attività industriali o all'energia atomica, ovviamente, e quindi incidenti di tipo industriale. Ovviamente ogni paese ha il suo tipico servizio di early alert. Ad esempio immagino che in Giappone abbia funzionato nel periodo in cui c'è stato quell'incidente a Fukushima, abbiano funzionato insieme sia quello da tsunami che quello legato poi al grosso incidente che c'è stato alla centrale nucleare. La scienza si sta occupando tantissimo di trovare quali sono i segnali premonitori di questo tipo di catastrofi. Ce ne sono alcune che possono essere in questo momento previste. Ad esempio gli tsunami. Esistono dei modelli di calcolo molto precisi che legano l'altezza al largo dell'onda di tsunami con ciò che farà a terra. Questo è molto importante perché dà la possibilità, con un certo anticipo, alla gente di togliersi dalle aree costiere. Esistono ad esempio segnali premonitori che sono stati studiati e che permettono di avvertire in anticipo la popolazione rispetto alle eruzioni vulcaniche. Allo stesso tempo ci sono studi di dettaglio che mettono in evidenza il rischio alluvione. Si riesce spesso ad avvertire la popolazione con buon anticipo. Al tempo stesso i rischi invece legati all'inquinamento sono rischi di tipo puntuale, quindi ovviamente vanno indirizzati rispetto ad aree industriali che sono pericolose, aree industriali che sono a rischio, e quindi studiare anche in queste aree industriali quali sono i potenziali rischi di inquinamento è fondamentale. Tu sai, insomma, poi concretamente come si sviluppa la cosa? Cioè, io ricevo questo messaggio in cui mi viene detto attenzione, alert, sta accadendo questo. Poi ci dovrebbe essere tutto un piano, un protocollo, qualcosa hai spiegato nel messaggio, oppure verrà, cioè, per quello che sai che avviene magari negli altri paesi, perché noi siamo appunto all'inizio di questo percorso. Per ora si tratta solamente di una prova di come viene coperta dalle reti dei cellulari la popolazione, e normalmente ogni messaggio di questo tipo contiene anche le istruzioni. Perché prima di mandare un messaggio e di scatenare il panico nella popolazione bisogna avere una soluzione. È chiaro, quindi insomma dire soltanto sta arrivando uno tsunami e poi senza dire fate quello che dovete fare, effettivamente hai ragione, si scatenerebbe il delirio. Quindi il 14 settembre alle 12 ci arriverà questo messaggino, cercheremo di capire, appunto, ovviamente è una prova che si fa in Puglia, quindi dovrebbe arrivare a tutti i dispositivi mobili di tutta la Puglia, e cercheremo di capire anche se la copertura è stata insomma adeguata al caso, e anche ci mettiamo alla prova noi, insomma, come cittadini, perché poi rispetto ad altre nazioni non siamo molto bravi ad esercitarci con le simulazioni. Esatto, poi ci sono quelli come me che non rispondono al telefono, che sono quelli peggiori. E quindi non vedranno il messaggio e addio se succede qualcosa. Mamma mia. Allora, ti volevo sottolineare quanto da un punto di vista della protezione civile queste problematiche siano complesse. Ci sono coinvolti soprattutto geochimici, geologi, ad esempio quelli che lavorano sul Vesuvio, che è una sorta di pentola a pressione con una quantità di popolazione esposta molto alta.
fare un allarme generale che in questo momento è prevedibile è una responsabilità enorme, perché ci sono tantissime persone che sono a rischio, insomma, farle spostare senza che poi il vulcano erutta davvero è un vero problema.